La grande festa dell'identità va in scena a Orgosolo, sabato 15 aprile, Supramonte in maschera. Presenta Giuliano Marongiu, in diretta su Sardegna Live. Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna provenienti da Ustis, Fonni, Gairo, Gavoi, Lodini, Ollollai, Orani, Samugheo, Teti e Tonara. E tanta musica e intrattenimento. Orgosolo, sabato 15 aprile, Supramonte in maschera. A nome della comunità di Orgosolo, dell'Associazione Ippica Orgolese, vi do il benvenuto alla prima edizione di Supramonte in maschera, organizzata in collaborazione con il Comune di Orgosolo, il BIM Taloro e la Regione Sardegna. Suoni e rituali dell'antico carnevale barbaricino continuano a risuonare da un po' di tempo in questo pomeriggio di festa per le vie di uno dei centri più amati dell'isola, nel cuore della Sardegna, perla del Supramonte. Un percorso lungo per un appuntamento che stamattina si è aperto con il convegno di studi Sa maschera de Ovaddu Orgolesa e di altre maschere della tradizione sarda con Massimiliano Rosa, Anna Maria Congio e Sebastiano Mannia. Un appuntamento che riannoda i fili del racconto intorno ai carnevali di Sardegna grazie alla partecipazione di alcune delle maschere sarde più rappresentative. Orgosolo apre da sempre le sue braccia all'accoglienza. Oggi passa in rassegna un evento che nel confronto tra le diverse culture e rappresentazioni trova nella ricerca di un passato da rivisitare la matrice comune. E quindi maschere etniche, artisti della musica isolana saranno i protagonisti di una manifestazione che coniuga cultura e spettacolo, tradizioni e identità. Come vedete le prime immagini sono soprattutto accompagnate da un suono, quello del Carnevale di Gavoi, un suono che si diffonde tra i vicoli antichi e le case di pietra, con questi riti inalterati da millenni, tradizioni che si perdono tra mito e leggenda e che a Gavoi risuonano nell'anima da sempre, un paese festante che si riversa in strada. Ascoltiamo i suoni del Carnevale di Gavoi.
Gavoi, Sassortile, Sostumbarinos, il grande raduno di questo giovedì, il più celebre dei carnevali di Sardegna, intenso, come impone la tradizione, con danze e ritmi fino a tarda notte, con questi suoni che diventano concerto, un carnevale di comunità che Gavoi ovviamente onora da sempre e che richiama ogni anno migliaia di persone in questo centro della Barbagia di Ollolai, proprio al suono di questa festa di comunità. Ma Orgosolo oggi è il teatro dell'accoglienza ed è il carnevale di Gairo che avanza verso la nostra piazza per portare davvero quello che è il sentimento di una tradizione che arriva dall'Ogliastra e che ovviamente porta con sé le suggestioni davvero di un appuntamento che trova proprio nella storia radici profonde. La figura principale del Carnevale di Gairo è quella di Surzu Ballabeni, che rappresenta le forze ostili della natura, l'inverno e più in genere il male. Eccole qua che avanzano e irrompono nella piazza di Orgosolo. Surzu, tenuto legato da 3 domadoris che prima, attraverso le percosse, gli impongono di danzare ad un ritmo regolare, cadenzato dal suono dei campanacci. Le telecamere sulla danza e sul rito di Gairo. Vedete Surzu legato e dopo la danza viene ucciso. E il significato di questa danza è l'atavico desiderio dell'uomo di imporre la propria volontà al ritmo delle stagioni e in particolare alle piogge che devono essere regolari affinché tutto possa andare bene. Un carnevale suggestivo, quello di Gairo. Vedete altre figure come quella di Suku Adderi, unica figura parlante, come abbiamo sentito, del Someimulu, e anche quella che introduce tutta la rappresentazione. E poi vedete queste figure che entrano in scena, Supodinayu o Sapodinaia, che dopo l'uccisione di Surzu cospargono di crusca tutti i figuranti e gli spettatori in segno di abbondanza e di un'annata ricca. Fanno parte del Carnevale di Gairo anche 3 figure femminili che sono Safiladora, Singrastula e San Martinica. Un carnevale suggestivo per un'Ogliastra che si racconta, una ricerca importante portata avanti da questa associazione che vi invita a raggiungere Gairo soprattutto in occasione del Carnevale, perché quello è il luogo ideale in cui la rappresentazione assume i contorni suggestivi di una storia che loro raccontano, proteggono e difendono. Ancora alcune immagini che vogliamo catturare con le telecamere di Sardegna Live, per quella che è davvero una fotografia che ci porta dentro un passato lontano e che porta davvero questo sentimento che viene rievocato in questa occasione a Orgosolo per il Supramonte in maschera. Ringraziamo davvero i componenti dell'Associazione Culturale Maimulu di Gairo. Grazie davvero. L'applauso parte dalla piazza, vedete ancora la figura di Surzu al centro e tutto intorno. Davvero questo paesaggio umano
quasi immobile. Vedete il risveglio, che è solo apparente, perché poi un anno passa e torna di nuovo il periodo della crisi e tutto il rito che ancora viene rievocato affinché l'abbondanza possa essere rievocata e il male respinto. E questo è un altro scorcio di questa rappresentazione, che a questo punto trova gli amici di Austis al centro di una rappresentazione che loro portano da tempo, frutto di un'altra ricerca, Surzu e Soscolonganus, una maschera soppressa nel 1700 dalla Chiesa, che è stata poi riscoperta dall'associazione anche grazie alla collaborazione con Dolores Turchi, studiosa di tradizioni popolari. Il nome Colonganos deriva dal greco kolos, che vuol dire pecora, e dovrebbe significare coloro che si vestivano da pecore. Hanno involto una maschera di sughero, coperta con dei rami di corbezzolo, una pianta sempreverde che ha in sé i fiori e i frutti come auspicio di una fertilità. Un piano di rigenerazione. A differenza di altre maschere della Barbagia, e questa è la particolarità, Soscolonganos portano sulle spalle ossa di animali che nel ritmo cadenzato della danza producono un rumore sordo e meno forte rispetto a quello prodotto dai campanacci. Entriamo nel vivo della rappresentazione. Vedete entrare a far parte del gruppo la figura di Surzu, vestita con una pelle di cinghiale completa di testa, viene percosso, martoriato e rappresenta la vittima del carnevale austese. Come vedete, Soscolonganos all'unisono sbattono in terra un bastone
eseguono un salto scrollando le spalle per far risuonare il carico di ossi e produrre questo suono lugubre. E come vedete, Sor Bardianos annunciano il passaggio del corteo producendo un prolungato suono con un corno d'animale o una conchiglia. L'utilizzo degli ossi ha un significato rituale perché dall'osso si rigenera la vita. Questo accade durante la festa di Sant'Antonio Abate a gennaio ad Austis, quando Soscolongano sfilano intorno al falò come sofferenti in penitenza. Un altro spaccato suggestivo di questa manifestazione che oggi Orgosolo ospita e che vede tra i protagonisti anche Surzu e Soscolonganos di Austis, ai quali facciamo un bel applauso. Grazie davvero di essere stati qui e di aver portato davvero una traccia importante della cultura austese nell'ambito di questa manifestazione organizzata a Orgosolo dall'Associazione Ippica Orgolese in collaborazione con il Comune di Orgosolo, il BIM Taloro e la Regione Autonoma della Sardegna. Ma continua il racconto e continua con amici che arrivano sempre da un centro della provincia di Nuoro, e ci riferiamo ad Orani che ha in Subundu la sua maschera tradizionale. Vedete già sullo sfondo del corso che ci porta verso la piazza che ci accoglie l'unica maschera realizzata in sughero, ritrovata in Sardegna e oggi custodita nel Museo Etnografico di Nuoro. Ecco che avanzano, sono diversi riferimenti storici che attestano la presenza secolare della maschera oranese. Una poesia dal valore antropologico rilevante è stata scritta dal frate gesuita Bonaventura Licheri in seguito ad una sua visita a Orani avvenuta nel gennaio del 1772. E nel testo cita e descrive Subundu in occasione della festa di Sant'Antonio. Vediamo un momento della rappresentazione dei Subundus di Orani. Una maschera che rappresenta la figura del diavolo nella sua contrapposta duplicità tra il bene e il male. Vedete le caratteristiche di questa maschera in sughero, le lunghe corna, il naso imponente, i baffi in evidenza, e l'abbigliamento tipico è costituito dal cappotto in orbace, soscambales e su trivuzzu, che è il forchettone in legno di olivastro che agitano costantemente. Una maschera che risale al periodo in cui la pastorizia e l'agricoltura erano le fonti primarie di ricchezza del paese, dove i contadini e i pastori, attraverso dei riti pagani, invocavano le forze della natura, il vento, il sole, l'acqua, per fare in modo che il raccolto fosse più proficuo. E l'associazione Subundu di Orani che oggi valorizza la sua maschera affinché venga divulgata, riscoperta, conosciuta non solo dagli oranesi ma da tutti i sardi.
Secondo quanto si legge, il rituale vuole che Sosbundos circondino il fuoco, prendendone possesso, girandogli intorno, facendo la voce del vento e imitando il muggito del bue. Subundu di Orani, che rappresenta l'anima primordiale, lo spirito, l'essenza vitale del creato identificato nel vento della creazione. E ringraziamo gli amici di Orani, un applauso per Subundu di Orani. Ed è ancora il Carnevale della Barbagia, protagonista a Orgosolo, in questa giornata di primavera, con Fonni, Urtos e Buttudos, su Arrasare Onnessu, che valorizza le tradizioni del centro più alto dell'isola, roccaforte di identità. E sono loro le maschere predominanti, così come predomina proprio l'abitato su questo promontorio che tutto domina, e propongono travestimenti traslati dal mondo animale a significare il bagaglio, la ricchezza di cui un uomo pastore doveva disporre per essere considerato un valente. E attenzione all'irruenza degli amici di Fonni, che ovviamente guadagneranno proprio l'ingresso con l'impeto, la forza che li caratterizza durante il percorso, dal momento in cui sono partiti, che ha attraversato tutto l'abitato di Orgosolo. Si sono arrampicati in ogni dove. Ogni appiglio era quello giusto per scalare idealmente parti ovviamente anche dell'abitato, così come spesso accade. Esiste anche una testimonianza storica del Wagner dei primi del Novecento, e la citiamo sempre perché quello è un punto fermo ovviamente di un racconto che ci porta lontano a riavvolgere le pagine del narrato fonnese per quel che riguarda la maschera che li identifica e che li caratterizza. Maschere cenciose e sudice, ricoperte di pelle, tinte di fuliggine, che l'ultima sera di carnevale cantano parodie carnevalesche e impauriscono ragazzi e ragazze. Eccoli qua. Carnevale quello di Fonni, Surzu, che viene tenuto tramite una grossa catena di ferro da due buttudos, i quali tengono a bada Surzu nel suo tentativo di avventarsi contro la gente e particolarmente sulle ragazze, che devono giocoforza subire le sue esuberanze quando non riescono a svincolarsi. Si arrampicano sui balconi, sui muri, negli alberi che trovano lungo il tragitto e nei posti più improbabili, nel tentativo di sfuggire ad una sottomissione, creando scompiglio e meraviglia tra la gente. Come vedete, tutte le maschere hanno le mani e il viso completamente neri, tinti con tinti vedo, ossia la fuliggine ottenuta dal sughero bruciato. Fonni che in pera imperversa
con grinta, con questo ardire che parte proprio di una rappresentazione che trova anche nell'abitato fonnese diverse occasioni durante l'anno per mostrare questa forza e questa energia, ovviamente in occasione del Carnevale, ma anche in manifestazioni estive che sempre più nel corso degli anni a Fonni richiamano migliaia di persone, come la manifestazione Identidades. Ospiti di Orgosolo, centro protetto dal Supramonte, scrigno di storia, cultura, tradizioni, ed è qui a Orgosolo che fiorisce l'arcana bellezza di un luogo che conserva la memoria nel suo canto, nella lingua che marca, nelle danze misurate e composte, nell'abito tradizionale tra i più belli dell'isola, e in questi murales che si affacciano tra gli antichi scorci per raccontare scene di vita e trame che sanno di poesia. Ma al centro della piazza in questo momento Fonni con Urtos e Buttudos. In diretta su Sardegna Live la manifestazione di Orgosolo, Supramonte in maschera. E dopo Fonni è la volta di Lodine con Sateula e su Arraseare Lodinesu. Come vedete la piazza si anima perché tanta gente ha seguito lungo il percorso le maschere, ben 10, che si sono alternate e che adesso qui trovano nella piazza l'atto, diciamo, culminante di questa manifestazione che precede poi una grande festa di suoni e canti con Sonos in Cumpanzia, che darà ovviamente vita alle piazze che animeranno ovviamente questa località. In questa giornata di festa, collocata nel vivo di una primavera che incalza e che oggi, bisogna dirlo a onor della cronaca, è caratterizzata soprattutto da un forte vento che spira in tutta la Sardegna e che ovviamente non ha risparmiato Orgosolo. Lodine, storie e tradizioni di questa piccola comunità sono patrimoni culturali legati al tempo che passa, modelli di vita che vanno scomparendo, ma la memoria tuttavia è un valore prezioso da conservare e coltivare che diventa fondamentale per conoscere il terreno su cui si cammina, sempre con questo sguardo rivolto verso il futuro. E vedete in questa immagine un ritratto del Carnevale di Lodine, piccolo centro della Barbagia che sorge nelle vicinanze del lago di Gusana, comune autonomo dal 1988. Il Carnevale a Lodine inizia il 16 gennaio quando si accendono i fuochi in piazza e culmina il mercoledì delle ceneri su Meurir d'Elessia. Protagonisti e protagonista dell'evento. Intanto questo fantoccio classico che vedete avanzare, che indossa una maschera di legno all'aspetto di un personaggio più o meno noto che si è messo in evidenza negativamente. Per questo Sassoon Panzias, che vedete lo attorniano, lo circondano, che sono uomini mascherati di nero, col viso dipinto di carbone, lo deridono e lo accompagnano lungo le vie del paese in una sorta di processione funebre. Adesso ascolteremo tra l'altro dalle loro voci quello che accade a Lodine in occasione del Carnevale. Il corteo si ferma nelle case e presso i bar, si beve il vino e si mangiano i dolci e poi c'è un processo sommario che pone termine al Carnevale e un Panzia condanna al rogo il fantoccio, ma assistiamo all'esibizione de Sateule su Arraseare Lodinesu, l'associazione che valorizza il Carnevale di Lodine. Sanazione saludante. Ambo saludamus. Asemus e flores. E in amore torramus.
Fazemus e flores. E torramos in amore. Ama vos saludamos. Injusto bastardo. Ama vos saludamos. No tardo non bruciamos. Injusto bastardo. Non bruciamos pro tardo. Ama vos saludamos. Ama vos saludamos. In horas de paso. In horas de paso. Ama vos saludamos. Ama vos saludamos. E no vaso bordamos. E no vaso bordamos. Esas horas de paso. Esas horas de paso. Bordamos no naso. Bordamos no naso. E questo è uno scorcio del Carnevale di Lodine. Un applauso anche agli amici di Lodine che hanno raggiunto Orgosolo questo pomeriggio per rappresentare il loro carnevale. Vedete la danza intorno al fantoccio dopo il processo sommario che ovviamente lo ha condannato, così come avviene a Lodine anche con una rappresentazione suggestiva che con il calare della sera ovviamente rende tutto più particolare. Vediamo la danza intorno al fantoccio. Lodine e il suo carnevale che al centro di Orgosolo ovviamente ha preso il sopravvento per questa rappresentazione che ha servito uno spaccato di quello che è un momento importante della comunità, un momento che raccoglie, mette insieme le persone, richiama altri che arrivano dai diversi centri per assistere e vivere ovviamente questo sentimento comunitario. Dopo Lodine è la volta di Teti su Sennoreggiu e Sos de Siscussorzu, un carnevale che a Teti viene reinterpretato in tempi recenti da un gruppo di giovani del paese che propongono una rappresentazione folclorica che poggia le sue basi su un'antica leggenda che comunque fa riferimento a fatti storici realmente accaduti. Su Sennoreggiu e Siscussorzu è un'entità magica, identificabile a tratti come demone, a tratti come folletto, che si muove con grande agilità ed è caratterizzata da una forza sovraumana. Lo riconoscerete perché lo stiamo intravedendo già in questo momento, con un mantello bianco, il volto è nero, di fuliggine, stringe tra le braccia un'anfora che al suo interno conserva un tesoro. I pastori si muovono intorno e sono queste figure Sos de Siscussorzu che assediano e lo conducono con ritmo serrato lungo un percorso preciso fino a essere sopraffatto e derubato del suo tesoro. Assistiamo alla rappresentazione di Teti. Para
cercato alla fine invano di proteggere il suo tesoro. Vestono su sacco un lungo cappotto scuro in orbace e il cappuccio copre quasi completamente il volto chino e tinto di nero. E ringraziamo davvero gli amici di Teti su Sennoreddu e Sos de Siscussorzu. Intanto ringrazio ancora una volta l'Associazione Ippica Orgolese per aver organizzato l'evento e tra poco avremo modo anche di catturare il saluto del presidente dell'Associazione Ippica Orgolese che è venuto a trovarci e sta assistendo con noi dopo aver accompagnato tutto il corteo, quindi davvero Alain Paddeu tra poco ci regalerà una testimonianza e il suo saluto, così come avremo modo di interloquire con Peppino Rubano per l'amministrazione comunale, ma anche per un'iniziativa che può in qualche modo aver ispirato anche tutto questo racconto, favorendo proprio questa giornata che ritaglia il racconto dei carnevali di Sardegna qui a Orgosolo. Ma vedo già avanzare Maimone. Il Parco Nazionale del Gennargentu conta meno di 1000 abitanti e diede i natali al pittore Carmelo Floris. Ecco, vedete le espressioni di questo carnevale che si protrae fino alla domenica del Carnevalone, che tocca il mercoledì delle ceneri e che vede queste figure, Sos Intintos, Sos Murronarzos e Sos Maimones di Olzai. Anche Olzai ovviamente col suo carnevale porta dentro una rappresentazione che con Sos Intintos mette al centro le figure chiave del mercoledì delle ceneri e con le altre ovviamente va a completare il racconto. Sos Murronarzo sfilano in coppia, indossano abiti in orbace e campanacci, si imbrattano il viso con il sughero bruciato e indossano maschere di legno dalle fattezze suine. Sos Maimones invece sono figure mezzo uomini e mezzo fantocci, dalle fattezze femminili, hanno 4 braccia e 4 gambe e simulano un rapporto fra uomo e donna e personificano con la loro rappresentazione la fertilità umana. E il suono ovviamente delle danze tradizionali che caratterizza e anima questa danza che si snoda tutto intorno con le diverse parti della rappresentazione che vanno nel loro insieme proprio a connotare il carnevale di Olzai. Ascoltiamo e assistiamo a un momento della rappresentazione. Mentre assistiamo a questa esibizione vorrei che la voce del presidente dell'Associazione Ippica Orgolese, Alain Paddeu, portasse il suo saluto alla comunità, ma anche alla comunità allargata che ci sta seguendo attraverso la diretta di Sardegna Live. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a partecipare alla nostra manifestazione organizzata dalla BIM Taloro, dal Comune di Orgosolo e dall'associazione. Un ringraziamento va a tutte le attività commerciali, artigiane che ci hanno voluto dare un contributo per la realizzazione della manifestazione. Purtroppo abbiamo un po' di brutto tempo, ma stiamo iniziando e continuando a fare un po' di festa comunque. Quindi grazie a tutti di essere partecipi a questa manifestazione, grazie. Un saluto a tutti, grazie. Ovviamente vorrei approfittare anche perché ci troviamo a Orgosolo, voi come associazione ippica organizzate diversi eventi durante l'anno, dal Palio dell'Assunta,
fino a quella pentolaccia che qua ha una denominazione particolare, che quest'anno ha visto proprio anche sfilare un momento che è stato un richiamo a quella maschera tradizionale che è venuta e riemersa dal passato da una ventina d'anni circa, grazie anche alla testimonianza degli anziani. Ecco, possiamo parlare anche di questi appuntamenti che vi riguardano, mentre la piazza vediamo che è attenta e tra poco accoglierà anche Ollollai. Sì, è stata riscoperta dopo tanti anni e comunque piano piano andrà avanti e si valorizzerà. Speriamo bene che sia una cosa che continui, sia questa e altre manifestazioni, poi non solo ippica ma pure altre manifestazioni. Palio dell'Assunta ha un appuntamento molto importante, facciamo il 17 di agosto con una partecipazione molto buona di cavalli, con un pubblico molto importante. Siamo 37 anni che si fa il palio, quindi continuiamo ad andare avanti e venisiata. Ti ringraziamo, tra poco ovviamente poi raggiungiamo anche noi la piazza, entriamo nel vivo della manifestazione, ma nel frattempo presentiamo l'ingresso di Ollollai su Turku. Sosbumbones sono le maschere tradizionali che numerose agitano il carnevale di Ollollai. Su Turku è la figura più nota, cosiddetta per il copricapo alla turca, e rappresenta il mistero della vita e della morte attraverso alcuni elementi del vestiario tradizionale di Ollollai che possiamo anche riconoscere. E poi ci sono altre figure che ruotano intorno: Samarizzola, Sucraprariu, Suziomu. E il carnevale ollollaese aveva inizio il giorno di Sant'Antonio, anche se i festeggiamenti veri e propri cominciavano la domenica di carnevale, proseguendo per 3 giorni fino al mercoledì delle Ceneri. Ma assistiamo alla rappresentazione del carnevale di Ollollai.
Il carnevale di Ololai, festante anche quando in trasferta come oggi, porta questa nota di ottimismo, di gioia collettiva. Anche in questo caso possiamo parlare di un carnevale di comunità che tutti coinvolge e mette insieme. E tra poco, tra l'altro, animeremo anche la piazza con le danze, perché ci saranno i suoni della tradizione ad animare la festa e a concludere idealmente il nostro racconto proprio con la vivacità di una comunità che si ritrova insieme alle maschere proprio ad abitare il racconto musicale della festa. Ma è Samugheo a questo punto che va a chiudere idealmente quello che è il passaggio delle maschere tradizionali. Poi ci ritroveremo al centro della piazza insieme al vice sindaco di Orgosolo, e tornerà vicino a noi anche il presidente dell'associazione ippica orgolese. Quando parliamo di Samugheo parliamo di maschere che secondo Dolores Turchi hanno conservato maggiormente le caratteristiche da cui hanno tratto origine. Per capire questo carnevale bisogna rifarsi alle credenze, ai miti e ai riti legati alla cultura pastorale tipica della Sardegna centrale. Sono maschere che compaiono in occasione della festa di Sant'Antonio, richiamate intorno al fuoco, pronte a sfilare per le vie del paese. Le figure che vanno a caratterizzarla sono quelle di Surzu, tenuto per la vita da suo amadore, il suo guardiano, che ogni tanto cade a terra facendo proprio questo percorso quasi di passione che precede la sua morte. Una maschera zoomorfa che indossa un'intera pelle di capro con la testa attaccata. E poi Sosmamuzzones, che rappresentano i seguaci di Dioniso, il dio che ogni anno moriva e rinasceva come la vegetazione. Sentite già il suono prodotto dai sonagli, suono che aveva un significato apotropaico, cioè vogliono tenere lontani dalla cerimonia gli spiriti del male. Mamuzzones da Samugheo.
Un applauso per gli amici di Samugheo che teniamo in piazza al centro del nostro percorso. Come vedete il vento qua oggi è davvero particolare, però è stata una bellissima festa che non è ancora finita, perché tra poco con Sonos in Cumpanzia avremo modo di ballare e di creare davvero le suggestioni di questa manifestazione. Chiedo agli amici di Samugheo di stare intorno a me, così per la diretta abbiamo anche un bel momento, anche perché io vorrei a questo punto vicino a me il presidente dell'associazione ippica orgolese Alain Paddeu e anche il vice sindaco Peppino Rubanu, che sapete, insomma, associazione ippica orgolese promotrice dell'iniziativa insieme al comune di Orgosolo, al BIM Taloro, alla regione autonoma della Sardegna, hanno voluto davvero creare questa prima edizione in una giornata non fortunata dal punto di vista del tempo, ma bellissima per quel che riguarda la partecipazione, l'attesa. Ho visto una comunità in fermento, perché avete veramente lavorato poi tutti affinché questa manifestazione riuscisse. Adesso siamo anche in video, quindi possiamo rinnovare questo saluto e credo anche un sentimento da parte tua di gratitudine nei confronti di tutti coloro che vi hanno dato una mano. Sì, il ringraziamento va alla comunità di Orgosolo, che comunque ci hanno dato tutto il possibile per creare e fare questa manifestazione. Un ringraziamento va a tutte le maschere, che comunque i gruppi che sono venuti da noi oggi a fare festa, nonostante una giornata un po' particolare, fredda purtroppo. E un ringraziamento va comunque alle forze dell'ordine, il comune che si è impegnato tantissimo, il Vintaloro, insomma tutta la comunità, i soci che hanno lavorato tantissimo questi giorni sotto l'acqua e sotto il freddo. Ringraziamo anche il gruppo che adesso inizieranno i balli, sono in Cumpanzia con Carlo Chisponi, e quindi faremo una bella serata. Continuiamo a fare una bella serata. Grazie a tutti, un saluto e un abbraccio a tutti, grazie. E questo accadrà tra poco. Fate bravi. Fermi un attimo, lo rifacciamo tra poco. Vieni qua, intanto, perché voglio presentare Riccardo, che è un piccolo componente dei Mamuzzones di Samugheo. Ce ne sono diversi, ma lui in qualche modo li rappresenta tutti. Come va, Riccardo? Hai freddo? Lo so. Hai pure le pelli, pensa a noi che siamo nudi. Allora, Peppino, volevo che tu invece facessi un accenno, perché non è capitata a caso questa manifestazione. Durante, come si chiama? Sacursa a Sapadedda, che è la manifestazione che fate a Carnevale, a cavallo. Tre di voi, tre cavalieri, hanno proprio percorso il tratto presentando la maschera di Orgosolo, che è riemersa da un passato, diciamo prima, grazie al racconto degli anziani. Se vuoi dirci qualcosa tu? Sì, questa festa è stata l'occasione oggi per organizzare un convegno in cui abbiamo ripresentato la maschera de Ovardu, che è la maschera orgolese, una maschera poco conosciuta, viene utilizzata quasi nulla, tant'è vero che in questo momento è assente. È una maschera sicuramente pulita, elegante rispetto a quelle che abbiamo visto adesso, nel senso che non ha pelli, non ha il volto coperto di fuliggine, non ha i campanacci, ma è una maschera che prende per metà dall'abito tradizionale del costume femminile e maschile, e quindi la camicia del costume maschile, la berritta, oppure Zusa Itedo, quindi la gonna e un gonnellino anche verde o rosso a seconda, ecco, dei due modelli. È una maschera appunto che si è voluto ripresentare con la speranza magari che riusciamo a utilizzarla di più e a farla conoscere maggiormente. Allora mi raccomando, è l'occasione per farla conoscere. Oggi abbiamo solo aperto le porte a una serie di iniziative. Devi dire una cosa? Fai da no, il CD non te lo do perché è mio, me l'hanno regalato a me, tra poco lo ascoltiamo pure dal vivo con i balli della... Fai da bravo, fai da bravo. Io voglio veramente ringraziare tutta la comunità di Orgosolo, un posto, lo diciamo sempre, ma non per sottolineare quella che potrebbe sembrare un'ovvietà.
l'accoglienza qua di casa, l'ospitalità è un valore, la tradizione vive perché continua a essere conservata, protetta da questo paesaggio che è il Supramonte e soprattutto dalla qualità, colori dei suoi abitanti, perché davvero Orgosolo ha sempre questa capacità di farci sentire a casa e la vocazione turistica qua la si vive veramente dandosi del tu, perché chiunque viene qua si sente davvero in una comunità che avvolge. Noi da qua vi ringraziamo, accendiamo i suoni delle danze. Adesso Samugheo può fare quella bella danza sonora. Grazie a tutti, accendiamo i suoni della festa e viva Orgosolo e viva la Sardegna! Sa, prova. Ehi, prova, sa. Prova. Procura di moderare parole esa tirannia, Chisino providemia, torrate da penterra, dichiara del già la guerra, comprate sempre potenza, e comincia sa pazienza in su popola mancare, ai tigridin della, tigridin della, tigridin da, ai tigridin della, tigridin della, tigridin da. Incontrate voi su poco, mirate chi non è gioco, dice cosa andate vera, mirate chi la saera, arminetta ma temporale, sente così stata male, ascoltate da che mia, ai tigridin della, tigridin della, tigridin da, ai tigridin della, tigridin della, tigridin da.
filosofia. Ai tigridin tigridella, tigridin dindella, tigridin dinda. Ai tigridin tigridella, tigridin dindella, tigridin dinda. Tripagliate, romante verificate, tanto scavor de istalla, a poi la salsa palla, isso si deve surano, e pensa essere manzano, solamente a ingrassare. Ai tigridin tigridella, tigridin tigridella, tigridin tigridà. Ai tigridin tigridella, tigridin tigridella, tigridin tigridà. A terra son malos usos, a terra son disputismo. Guerra, guerras, egoísmo e guerras os opresores. Custos tiranos minores, desprecios humiliare. Ai tigridin, tigridella, tigridin, tigridella, tigridin, dinda. Ai tigridin, tigridella, tigridin, tigridella, tigridin, dinda. Hop! Che di ammossu, onde cega de suditu, como che subi l'orditu, a voi sto fa la tesse, mizzichi voi de tesse, tarducia arrepentimento, androci nel su petto, e sprezzi su pendolare. Ai tigridin,
tutti! Grazie!